Grande accoglienza ieri in via San Girolamo dei gruppi folk dei Bambini del Mondo da parte degli abitanti del quartiere che al loro passaggio hanno offerto i nostri dolci tipici locali preparati dagli stessi abitanti di San Michele. Una vera festa culminata anche con lo sparo di coriandoli nel corso del loro passaggio. Il consigliere comunale Burgio, in collaborazione con Mario Gallo, hanno loro consegnato anche delle targhe ricordo della giornata. Per l'occasione anche i balconi sono stati addobbati a festa. La manifestazione è stata presentata dalla nostra Margherita Trupiano, che ha letto delle notizie interessanti sui vari gruppi che si andavano esibendo. Sì, è da 25 anni che accogliamo i Bambini del Mondo, ne siamo orgogliosi, tutto il quartiere partecipa con coriandoli, con i dolci e con la loro accoglienza, perché noi ci teniamo al nostro quartiere, ci teniamo alla festa del Mandorlenfiore, ci teniamo alle radici della nostra città, perché anticamente il Mandorlenfiore si faceva qua sopra e non al Viale o in altre parti del mondo. Quindi abbiamo cercato di riportare il folklore nel centro storico. Avete recuperato anche la chiesa di San Girolamo, darete anche delle targhe? Sì, abbiamo recuperato la chiesa di San Girolamo e l'abbiamo aperta per l'occasione. Ad ogni gruppo verrà data una targa al ricordo e inoltre tanti dolcetti e tanti pensierini per questi bambini di tutto il mondo, che noi ci teniamo ad accoglierli tutti gli anni. Grazie a Margherita Trupiano che presenterà i gruppi e darà in premio queste targhe in ricordo che andranno per tutto il mondo, e di questo siamo felici. Continua l'impegno del far rivivere il centro storico da parte di tutti, il gruppo con lei in testa. Sì, e partecipa tutto il quartiere, con in testa il parroco Don Sergio Bonvissuto e tutti i parrocchiani, ma anche quest'anno abbiamo il consigliere Burgio che ci sta aiutando nella organizzazione e nel fare che tutto ciò possa avvenire nel migliore dei modi. Consigliere, una battuta? Sì, io ringrazio, è doveroso da parte mia ringraziare gli organizzatori in quanto mi hanno dato la possibilità di far transitare i gruppi folcloristici, i Bambini del Mondo da via San Girolamo, quindi è una gioia immensa per tutta la comunità e per il centro storico. È un bel evento che la comunità di San Michele della Badiola accoglie per rilanciare il quartiere, questo nuovo oratorio che sta per nascere qui all'interno del centro storico, per radunare e per rinvigorire, dare rilancio, sprone a questo quartiere. Ma lei fa di tutto, lei fa tantissimo. Non solo io, ma siamo tanti che collaboriamo. Il bello è questo, che è la comunità che si dà da fare, non soltanto la parrocchia. Luca, oggi al via il Festival dei Bambini, siamo qui in via San Girolamo dove il comitato di quartiere sta facendo una bellissima accoglienza con delle targhe che vi donerà. Assolutamente sì, siamo felici di essere tornati qui nel centro storico dopo tanti anni, ringraziamo il comitato di quartiere che veramente ci accoglie con questi dolci, questi coriandoli e fa felice i nostri bambini. Speriamo sicuramente i nostri bambini provenienti da tutto il mondo riusciranno anche loro a dare un sorriso e un tocco ancora più festosa a questa splendida festa. Una festa diciamo che va avanti negli anni, cose novità di quest'anno che proporrete? Ci saranno naturalmente come ogni anno le sfilate, naturalmente gli spettacoli al Palacongressi per le scolaresche, la serata del martedì, poi naturalmente il premio Claudio Crescenzo, la passeggiata della pace che è un attimo veramente di grande spessore culturale e anche sociale che verrà fatto nella splendida Valle dei Templi, e poi la domenica conclusiva. Anche la Croce Rossa è impegnata in questo evento? Sì, assolutamente, siamo al corteo con i gruppi per assistenza sanitaria.